Un saluto a tutti gli amici della Lega Calcio Friuli Collinare. Questa videoguida andiamo a vedere come comportarsi per la parte tesserati. Allora quindi da riepilogo compilazione, da questa schermata, quindi andiamo a cliccare su compilazione dati tesserati. Qui vedremo subito i tesserati della nostra squadra. Per aggiungerne velocemente degli altri possiamo andare a cliccare qui per tesserare i giocatori della passata stagione. Quindi abbiamo un elenco dei tesserati della scorsa stagione dove possiamo deselezionare chi non fa più parte della squadra ed eventualmente cambiare la tessera di alcuni. Una volta fatto questo andiamo su salva e ritorneremo nella schermata precedente con i tesserati aggiunti in precedenza. Se vogliamo modificare qualche tesserato possiamo andare sulla matita in parte al suo nome e possiamo modificare i dati relativi magari al telefono o all'indirizzo. Se invece vogliamo modificare dei dati relativi al codice fiscale come nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita o sesso, e in questo caso non possiamo farlo da qui, dovremo invece tornare indietro, cancellare il tesserato dalla X e andarlo a inserire come nuovo. Per fare questo aggiungeremo un nuovo tesserato dalla scritta aggiungi tesserato in alto. Qui andiamo a inserire i suoi dati, nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita. Stando ben attenti che per i nati all'estero bisogna indicare la nazione e non il comune di nascita. Se siamo in possesso per caso del codice fiscale, abbiamo una tabella riassuntiva delle nazioni, quindi andiamo a vedere la porzione tra il 12° e il 15° carattere, per intenderci dopo la data di nascita, il giorno di nascita, e abbiamo un elenco con tutti i codici relativi alla nazione, quindi andremo a scrivere la nazione che abbiamo sul codice. Continuiamo completando il sesso e mettiamo anche il codice fiscale. Nel caso dovessimo tesserare o un IA o un IB, dobbiamo completare anche la parte via, numero, comune, eventualmente la frazione, il CAP e la nazione. In questo caso dobbiamo compilare la tessera per un giocatore, quindi BA, giocatore sì, e facciamo clic su salva. Ed ecco aggiunto il nostro tesserato. Tornando indietro, quindi, nel riepilogo, possiamo vedere che la compilazione dati tesserati adesso è ok.